Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora, oggi siamo su Flight Simulator 2020, siamo a Venezia e l'obiettivo è cercare di trovare le due case del Comendone, cioè quella mia di adesso con i miei, con mia mamma, e quella invece dove andrò con la mia ragazza. Quindi vediamo un po' se le troviamo. Siamo con un Cessna, livrea DHL, visto che mi arrivano tanti pacchi da Amazon. La DHL però me ne porta altri. Bene, andiamo, direi di andare e cerchiamo di capire se riusciamo a trovarla. Siamo col materiale, fondamentalmente è così adesso a Venezia. Ok. Sta buon. Ok. Là c'è Venezia, ovviamente. Adesso vediamo, io chiaramente non vi dirò a livello completo dov'è la mia casetta, perché sennò poi mi immagino tutti quanti, tutti i ragazzi dello zoccolo che vengono sotto casa mia per darmi il bacino, però in linea di massima vediamo se la vediamo. Sta buono. Aspetta un attimo. Ok, perfetto. Ok. E adesso vediamo. Mettiamoci così. Dopo facciamo un altro giretto a Venezia, però adesso l'obiettivo è un altro. Il ponte purtroppo, vedi qua, è un po' buggato. Devono sistemare comunque delle cose, ragazzi, lo sappiamo. Ciao. Leggero calo di frame, perché? Dai, stai buono, stronzo, dai. Ripeto, il mio orientamento lo sapete, è quello di un triceratopo in calore. Guarda che bella, madonna, però è veramente identico, eh. Fa spavento. Ok, allora che poi non ho ancora capito come si usa il drone, perché mi servirà penso il drone. Allora, se noi seguiamo la strada qua. Noi stiamo seguendo la strada, quella che va sempre il cume per andare a lavorare, a lavorare. Stiamo guidando noi, siamo tutto in manuale, chiaramente. Ok, allora là c'è Stai buono, zio Ken. Che palle.
Aspetta un attimo. Ok. Vediamo un attimo. Che ovviamente non mi refo niente. Oddio, scusate. Allora. Aspetta. Cerchiamo di valutare. Ma ci sono i droni. No, ancora, zio, che... Non capisco come vai col drone. C'è velocità del drone. E non riesco mica ad andare in giro, eh. Sì, ok, allora. Dovrebbe essere... Cerchiamo, ho bisogno di un punto di riferimento. Allora, vediamo. Ci dovrebbe anche essere il... Qua c'è la stazione. E che siamo? Così però proprio non mi reffo, sinceramente. Facciamoci un altro giro. Cioè riconosco prima, vedi, riconosco prima Campiglio della mia zona, cioè. Potrebbe essere di qua però. Ok. Adesso andiamo qua e poi ci viriamo a sinistra e secondo me la becchiamo. Il volo Tea, signori, il volo Tea. Ci facciamo una bella girata. Siamo un po' stretti, chi se ne fotte. Ok. Ok. Teoricamente ci siamo sopra. Ci mettiamo, ragazzi, siamo qua sopra Mestre e tra queste case c'è la mia, quella nuova appena presa. Adesso andiamo anche a quella dei miei a Marghera, però qua c'è. Sono riuscito a usare il drone, ragazzi, è ufficiale, ce l'ho fatta.
se ci si muove così. Comunque qua c'è, in questa zona qua. Devo dire che è fatta comunque molto bene, non ci si può lamentare. Eccoci qua, dopo vai tutto dritto. Sì, 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 pazzesco, trovata molto molto bene. Posso dare un piccolo indizio, diciamo che è vicino comunque al fiumiciattolo, diciamo. Però non posso darvi altre indicazioni perché sennò ripeto arriva Mangai e Agi e mi danno i bacini tutti i giorni, non è possibile. È gelosa, mia ragazza è gelosa. Comunque qua c'è casetta di Mestre, ok. Buono, adesso andiamo a... aspetta un attimo. Ok. Aspetta un attimo perché se no non è modalità... Ok, no, 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 aspetta, aspetta. Ok. Faccio l'aereo che sta crollando, no, no, sta andando giù. Ciao! Qua invece, ho trovato prima quella di Mestre, è pazzesco. Vediamo. Ragionamos, perché... Ok, ok, ok. No, no, no. Ce la faremo, raga, ce la faremo, ve lo prometto. Allora, fammi un attimo ragionare, ok. Ok, trovata, sì sì. L'ho trovata, la 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 la. Allora, zoomiamo. Vi posso dire che qua in mezzo c'è la casetta del Cube, quella di adesso dove sto registrando. In questo momento non sono uguali comunque a quelle, cioè, quella reale diciamo ci assomiglia molto, veramente molto, però non è propriamente quella. O comunque è una di queste. È una di queste qua. E in mezzo qua c'è anche la casa del Bode. C'è la casa del Bode, quella dei suoi, e invece quella, aspettate, che è proprio il mio orientamento, ok, così, così, e qua c'è l'altra, quella sua invece, è la sua fanciulla, era Paolotta. Bene, trovate le casette, ciao. Eccole qua. Qua le vediamo tutte quante. Casa del Cume di adesso, casa del Bode dei suoi e casetta del Bode da solo con la Paolotta, con la sua ragazza. Bene, bene, abbiamo trovato tutto. Niente, adesso possiamo tornare in cabina. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Insomma, non sono zone, diciamo, di una bellezza paurosa. Oh mamma mia, però, sì, 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 lo so, lo so, lo so. Adesso andiamo ad atterrare. Sta buono. Ce l'abbiamo fatta. Dai, ci facciamo un giretto a Venezia prima, dai. Cioè ci sono perfino le nostre case, ragazzi. Guarda che è spaventoso, spaventoso. E sono fatte comunque bene perché lo capisci. Cioè io vabbè sono un po' pippa perché ci metto 30 anni, però chi è, diciamo è normale lo capisce subito. Quando ci sarà la scoperta delle varie città col giro del mondo, chiaramente userò molto il drone e sarà così. E si gode veramente tanto. Non vedo l'ora, ragazzi. Ok.
questo è il problema del ponte della libertà. L'ultima parte non capisco il perché, sinceramente. Però non spoileriamo troppo Venezia, dai, che dobbiamo fare col giro del mondo. Non ha senso. Ok. Aspetta che qua... Madonna, oh, niente. Vai. Scusate. Allora, onestamente non ho chiesto neanche autorizzazioni o cosa, proprio voglio parcheggiarmelo là e basta, e vado a comandare, appunto. Ok. Buono. Inizio io proprio con i... Ok, siamo sulla 4R. Buono. Siamo velocini. Vai, ce la dovremo fare. Ok. Andata. Ciao. E salutiamo con questa immagine. Aspetta. No. Aspetta. Ecco, senza spoilerare troppo, perché non ci sarà il giro del mondo. Un saluto dal comandone veneziano. Ciao!